alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Onori ai caduti. Riposo. Attenti. Riposo. Credo che sia importante essere qui oggi perché dalle 10 in poi andremo a fare i monumenti cosiddetti principali, il cimitero, saremo da altre parti, però la liberazione, la democrazia è stata fatta da tanti gesti e credo che questo monumento vada a testimoniare come la gente, il fatto che qui ci sono molte persone, si ricordi bene di questi gesti. Qui abbiamo un ragazzo di 16 anni che è morto combattendo, non so se avesse la coscienza di cosa stava facendo, però sapeva che doveva farlo, ecco. Io spero che le istituzioni, la politica in questo momento, che sembra aver smarrito la strada, ecco, si ricordi di che sacrificio è stato fatto nel 1945 e quanta gente è morta per poterci dare la democrazia. La democrazia è poter scegliere, perché quando c'è totalitarismo di destra o di sinistra la gente non può scegliere, deve solo obbedire. Ecco, questo è un valore che probabilmente non si può neanche descrivere. Mi auguro che la politica ritrovi il senso del servizio e anteponga sempre il bene dei cittadini agli interessi e ai giochi di partito. Papà di Ettore è stato il primo sindaco di Marcon dell'Italia liberata ed era anche lui qua quando l'hanno ucciso e lui si è salvato perché con altri si sono buttati dentro un fosso, sono rimasti nascosti tra le canne e quindi lui ha visto proprio trucidare suo figlio e suo fratello e sono dovuti rimanere nascosti in silenzio e aspettare che i fascisti andassero via perché altrimenti ammazzavano anche loro. Dolfino è medaglia d'argento al valor civile e nel municipio di Marcon conserviamo l'attestato che la famiglia ha donato all'amministrazione comunale. Attenti! Onore ai caduti! Stiamo camminando su terra consacrata.
terra consacrata dai martiri, dal sangue dei martiri per la libertà. Questo è il senso con il quale si compie anche quest'anno quello che per noi è diventato un rito, un sacro rito, quello di arrivare a Canizzano, in questa terra trevigiana, a rendere omaggio a due nostri concittadini caduti per la nostra libertà. Il sacrificio di Ettore e di Dolfino Ortolan deve essere un monito per noi che abbiamo la responsabilità di condurre la nostra città, deve essere un monito per i giovani, i ragazzi, pensando alla figura di Dolfino, come egli in un contesto assai difficile come quello di quegli anni dedicò la sua vita perché altri giovani come lui oggi potessero esprimere il proprio pensiero, avere un'adeguata istruzione, vincere contro l'oppressione nazifascista. Ecco, questi sono i sentimenti che ci devono accompagnare in tutto il 25 aprile. Ettore e Dolfino perirono qui, all'alba di quei giorni di liberazione che furono anche per la città di Treviso, la vicina città di Treviso, il 25 aprile, come per tutta l'Italia. È un rito che dobbiamo compiere con serietà ogni anno, ricordando quel momento, grati per tutto ciò che significò il loro essere qui in quel momento a dare la vita per noi. Per questo dico che questa è terra consacrata. È consacrata al sentimento di libertà. Oggi, vedendo quello che ci succede attorno, sembra quasi anacronistico. Non riusciamo a cogliere forse il vero significato del 25 aprile, ma è un significato che dobbiamo con pazienza tramandare e con forza ricordare. Perché quei valori che furono messi in gioco allora sono i valori che necessitano, siano messi in gioco anche oggi. Di fronte a nuove ricerche di libertà, di fronte a nuove ricerche di responsabilità. Con questo sentimento grati la città di Marcon che è presente anche oggi in questa terra. Eravamo chiamati per ribelli, è la preghiera dei ribelli questa qua. Signore, che tu realizzasti la tua croce di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie degli interessi e dei dominanti, la sordità inetta della messa e dei nostri oppressi, da un gioco onoroso, crudele, che noi prima di noi lo calpestano. Sei la fonte libera vita e la forza della ribellione. Dio, che sei verità, libertà, facci liberi interessi, aliti al nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica la nostra forza, vesti della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore. Grazie alla mia incapacità. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. In posizione della corona. Onore ai partigiani d'Italia! La professoressa dirà una piccola poesia. Prego, prego. No, Come no? allora, io volevo condividere con voi 4 brevissimi versi. Ungaretti dice: qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla